Buonasera a tutti, oggi è sabato 12 ottobre e con oggi sono 142 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come potete vedere è già cominciata la grande festa del mare, che è la Barcolana, questa importante regata che avviene ogni anno a Trieste e che vede la partecipazione di migliaia di barche provenienti da tutte le parti del mondo e che domani tingeranno di colori questo golfo. Quello che vedete stasera è già una piccola anticipazione di quello che sarà domani, ma domani il golfo sarà veramente fitto di imbarcazioni di tutti i tipi e di tutti i modelli, le dimensioni e i colori e sarà davvero uno spettacolo incredibile. Ecco, incomincia a arrivare veramente un sacco anche di gente, come non so se riesco a farvi vedere, ma la zona del porto di Piazza Unità, vedete lì più avanti è Piazza Unità, il Molo Audace, è pieno di gente, è previsto un'affluenza dicono 100.000 visitatori, e non so se corrisponde al vero, comunque mi sembra veramente un numero enorme. Se non saranno 100.000 sarà qualcosa di meno, comunque è tantissima gente. È sicuramente uno spettacolo e domani, come vi ho anticipato, domani mattina alle 9:30, tempo permettendo, sarò in cima alla gru Ursus per poter riprendere e condividere con voi la partenza della regata. Ecco, guardate che meraviglia, è davvero uno spettacolo unico. Ecco, qui davanti c'è l'Amerigo Vespucci e quella che vedete qui in effetti è solo una piccola anticipazione della regata che ci sarà domani. Infatti stanotte ci sarà una notturna. Ecco, questa è un po' la situazione in questo momento della Gru Ursus. Se da una parte c'è si festeggia il mare, questa cosa bellissima, dall'altra parte è inutile dirlo, si consuma l'ennesima ingiustizia sociale sotto gli occhi di tutti. E, e questo squallore, questa miseria umana, culturale, etica delle nostre istituzioni e della nostra classe politica. E l'ipocrisia, no? Infatti guardate qua sotto, anche questa la dice lunga. Ecco, vedete la gente che entra e che esce da questa zona qui, che, che fino all'altro ieri era una zona interdetta, per cui nessuno poteva entrare o uscire da questa zona. Come vedete adesso tranquillamente la gente entra, esce, cammina e non si capisce il motivo per cui questa zona è stata interdetta, se era per via della Gru Ursus e di questa manifestazione, o per il fatto che è una zona portuale, per cui è una zona internazionale e di conseguenza la gente non ci può camminare. Non si sa, è uno dei ennesimi misteri che forse un giorno scopriremo e capiremo. Sta di fatto che, come vedete, adesso la gente entra e esce, mentre fino all'altro giorno era proprio un out perentorio. Mistero, comunque va bene, forse lo capiremo. Ecco, niente, vi saluto e ci vediamo domani mattina alle 9:30
e sulla mia pagina potrete assistere alla partenza della barcolana dalla cima della Gru Ursus. Buona serata a tutti.